11ª edizione di Caseus, ovvero la più straordinaria vetrina del comparto lattiero-caseario veneto. Quest'anno nella splendida Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, Alta Padovana, dove l'inaugurazione è stata caratterizzata dalla presenza di autorità e ospiti illustri, come la conduttrice Rai Eleonora Daniele, tra l'altro originaria di queste terre. Una rassegna importante con premiazioni dei produttori, medaglia d'oro alle latterie vicentine, tanto più significativa alla vigilia dell'avvio della settimana veneta all'Expo a partire da venerdì 2 ottobre. Al microfono di Alessandra Mercanzin il governatore veneto Luca Zaia, per non parlare solo della produzione di una regione che vanta 160.000 aziende del settore per un PIL di 6 miliardi di euro. Leggendo la stampa vediamo che sta studiando da Premier. Assolutamente no, noi abbiamo un leader e questo leader è Matteo Salvini. Io mi sono preso un impegno con i veneti e lo onorerò fino alla fine. E l'occasione è buona anche per parlare di accoglienza dei profughi. 2 persone su 3 non sono profughi, quindi non vanno ospitati, non hanno diritto ad essere riconosciuti come rifugiati, lo dice la legge. Per cui per questo motivo noi abbiamo ben chiaro che le facce della sofferenza le abbiamo viste nei siriani in Macedonia. Certo che se qualcuno arriva qui in perfetta forma fisica con l'iPhone e le cuffiette, io penso che quello non sia un profugo ma sia semplicemente un migrante economico. Siccome posto non ce n'è, se ne deve stare a casa sua. No, io sono contrario agli hub e non ho mai avallato nessuna forma di ospitalità con hub regionali. Dico poi, se il tema della microaccoglienza è un tema squisitamente comunale, ogni sindaco deciderà cosa fare. Dietro a questi formaggi ci sono 3.400 allevatori che producono 1.200.000 tonnellate anno di latte e l'80% viene trasformato in questi formaggi. L'agricoltura italiana e veneta chiede maggiori garanzie a livello europeo in termini di tutela, nonché controllo della filiera produttiva. Dai nostri confini arrivano tanti prodotti legati in polvere da altri stati, dall'Ungheria, dai paesi dell'est, dal nord Europa. Io dico che comunque i disciplinari di questi formaggi, di questi DOP, l'80% ricordo appunto sono fatti del latte veneto. Quando andate a fare la spesa controllate i marchi verificati, controllate i marchi di DOP che siano attualmente quelli che certificano che il latte è proprio quello nostro e quindi sarete sicuri di mangiare un prodotto sano, certificato e controllato.